qua prendi il visto da 5-6 persone. Voilà. Basta? Beh, se mi metto così ti chiudo anche la telecamera, non è che Pizze attenti solo per voi ad Albignasego. Tu fermo dai, chiami Beruto a temmuge, amica da Silva, chiami Beruto a temmuge, amica da Silva. Poi la come Fondenbergen, vi kommer från Alperna. Han ligger som Daniel på Madelweiderhahn. Vi steigen hoch hinaus auf ihren Umgang, ja mit der Russo auf den Boden, amica da Silva. Chiami Beruto a temmuge, Che hanno partecipato lo scorso anno alle griglie ardenti, vi troviamo tutti pronti e preparati i ristoranti all'aperto con modalità. E vai Claudio! E i nostri amici che stanno suonando in questo momento ve li presentiamo, sono Zampognari Friulani, quindi musica folk e natalizia. Lavorano soprattutto a fine anno, nel periodo di Natale, solo per Facciamo un bel applauso! Adesso, Zampognari Friulani. prima del prossimo pezzo vi lasciamo riposare 2 minuti, così. Siccome siamo in un'area così semplice, popolare, genuina e quant'altro, mi ricordano i friulani, no? La loro l'ombra de vin, no? Straight youth, no? Hai capito? Però mi ricordavo una cosa, Grazia, così che l'abbiamo detta così a livello di trasmissione radiofonica, ricordando proprio lo spritz. Lo spritz, eccolo lì, vedi che hanno la birra, vedi che l'hanno portato. Hanno la birra? Però no, quello lì è spritz. Però loro lo finiscono con la Z, no? Invece noi tradizionalmente nel Veneto è con le 2 S. Ma è bianco, è trasparente. È spritz, proprio. Spritz con la Z. Zorro, sì, ma l'ho detto. Ma sarà grappa? No, è proprio... è una tagliata proprio che hanno fatto loro. Ma tu la sai la storia dello spritz o lo spritz nel Veneto? No, so che mi piace, ma... Ti piace? Allora te la racconto, dai, perché non mi hai ascoltato. Allora, dobbiamo ricordare che questo spritz con le 2 S, spritz, ecco, con il dentino aperto anche, spritz, no? Nasce a Venezia a metà dell'800. Durante il dominio austriaco, perché pensate, i militari austriaci non erano capaci di bere solamente il vino liscio, no?
abituati come erano a bere solamente la birra. Quindi, non essendoci birra all'interno di Venezia, tagliavano il vino con l'acqua e vino. Naturalmente poi nel corso degli anni c'è stata una digressione per quanto riguarda questa composizione, per arrivare a Padova dove si beve proprio espris, che con due S, che poi è stato italianizzato anche come esprissetto o quanto altro. Naturalmente ricordiamo che ci sono dei posti bellissimi, ad esempio a Roma, al Testaccio, hanno aperto proprio una sprisseria, naturalmente sempre piena. Ecco, questo per ricordarci un po' il tempo. Cosa c'è che è stato battuto le mani lì? Guarda, mi devo spostare perché il microfono non... C'è il microfono che non stacca. Ok, esatto. Però questa pizza So che adesso... arriva dalla boutique della gastronomia e come dice la parola stessa, boutique, anche l'occhio vuole la sua parte, Roby. Hanno già finito? Hanno già finito? Fantastico, no, devono ancora assaggiare. L'hanno portata però a giudizio la boutique della gastronomia, eh? Esatto. Per cui adesso vedremo in azione dove i maestri pizzaioli di dove si va, quelli di via Roma 99. E magari accompagnata da un bicchiere di birra. Ma non lo so, vedremo poi, lì sai. Una bontà, beh, pizza e birra si sposano benissimo. Ma però c'è anche chi preferisce il buon vinello O anche l'acqua fresca. e anche l'acqua fresca, insomma dai, ognuno ha il suo gusto. Però non t'ho seguito fino alla fine con lo Ma a me non importa, dai, tanto va bene lo stesso. Dai. Abbiamo però raccolto. non toglievano i punti della patente come adesso. No, a quel tempo no, non toglievano nulla. Comunque vediamo adesso la nostra meravigliosa giuria cosa dirà. Per proseguire con... siamo alla quinta pizzeria dove si va e la troviamo in via Roma 99. Quindi tempo di sparecchiare. Ma vedo che si stanno già preparando, lì, guarda, fanno velocissimamente, guarda, stanno raccogliendo le loro cosine e adesso arrivano i maestri pizzaioli del dove si va. Esatto. Però poi il giudice ci diranno anche le particolarità su cui loro si sono soffermati, perché i profumi sono belli, buonissimi e ti incantano quando ci passi vicino. Tu sei andato sopra il palcoscenico, vero? Certo. Se vieni su intanto così ci prepariamo a dare lo spazio ulteriore. E io volevo rimanere qui perché qui c'è l'energia della pizza, io adoro la pizza. Ok, allora, e quindi siccome sono 8, secondo me dai prossimi giorni, una volta alla settimana, farò tutte e 8 le pizzerie qui ad Albignasego perché voglio provarle tutte. Va bene, poi devi individuare dove sono collocate però. Sì, abbiamo tutto, Roberto. Hai la piantina? Sì, vai con Google. Google Maps. Con Google Box, va bene. Allora adesso vediamo che si stanno preparando i pizzaioli di dove si va, quindi continuiamo nella gara, che ricordo che alla conclusione degli 8 concorrenti, degli 8 maestri pizzaioli, avremo anche l'opportunità di degustare anche noi quello che hanno preparato, quindi ci sarà una degustazione gratuita. Invece a sinistra, con una modica spesa, ci sono gli amici che hanno partecipato l'anno scorso alle griglie ardenti, che hanno preparato delle specialità, per cui potete anche lì buttarvi ed assaggiare quello che hanno preparato. Il costo è proprio popolare, è simbolico, ragazzi, certo. Quindi l'anno scorso ci sono stati dei campioni anche lì a griglie ardenti e questa sera per la prima volta dal Albignasego pizze ardenti. Quindi a noi abbiamo la colina in bocca, però dobbiamo aspettare il giudizio finale della nostra giuria. Nel frattempo si sta preparando la pizzeria dove si va e noi andremo in via Roma 99 con questa pizzeria di Albignasego. Un po' di suspense per questi ragazzi. C'è chi è arrivato solamente da un anno qui ad Albignasego come Nix, giusto? Nix Pizza. E c'è chi invece sono pizzerie oramai storiche, perché ci sono delle pizzerie che sono ad Albignasego, scusate,
da 20 anni, 10 anni, 12 anni. Guarda che sta arrivando lì, cos'è? È conclusa lì, l'hanno sì. spappolata lì, si sono... Pensavi a una fettina anche per te, e invece no, Invece no. Ok, allora vediamo in azione dove si va, il maestro pizzaiolo dove si va. Che ci ha spiegato prima, sarà una sorpresa, sicuramente sarà una sorpresa, come potete vedere, no? All'assistente. Guarda, c'è il giudice inflessibile che osserva i movimenti. Certo, in questi casi qua, pizzerie, non saprei neanche quali, perché fino a questo momento sono tutte eccezionali. Sicuramente. Però non le ho assaggiate, Roby. Beh, dopo avremo l'occasione, dai, dopo ci sarà l'occasione per assaggiarle. Comunque ricordiamo lo sponsor della serata, che è l'agenzia immobiliare Obiettivo Casa. La troviamo in via Roma 40, Pignasico, e nuova apertura avrà sede ad Albano Terme in via Busonera 94. Perfetto. Naturalmente vi ricordo che tra non molto avremo l'opportunità di vedere la seconda performance. E io vorrei, Roberto, ricordare i gruppi di domani pomeriggio. Ok, vai. Perché domani pomeriggio via Roma sarà ciclo pedonale. Scusate, il microfono ogni tanto salta, ma cercate di seguire. L'umidità. Sì, è un po' il caldo. Chissà che arrivi, andiamo tutti al mare. Beh, ieri sera avevamo il cappotto, dai. Infatti. Però non ci spaventiamo, infatti il tempo per noi qui ad Albignasego ha resistito in tutti gli eventi, per fortuna. Allora, domani pomeriggio troviamo un gruppo eccezionale, gruppo gospel e non solo. Pertanto Polifonia Choir di Montegrotto Terme lo troviamo proprio in via Roma, al Civico 23, davanti a Molon. Sapete dov'è Molon? È il presidente, no? Esatto, A è il nostro Albignasego. mitico presidente. Nel pomeriggio pertanto si è pensato di arricchire la giornata con intrattenimenti. Ritroviamo pertanto la musica dentro al parco di Villa Ubizzi, dove si esibiranno 3 gruppi. Il primo gruppo alle ore 15-15:30 ci sarà ballo zumba. Vi aspettiamo quindi numerosi con questo gruppo sportivo Taurus Movimento Sano. Domani sempre alle ore 17 musica rock anni 70 con la band Back and Rock, e alle ore 18 musica jazz e dintorni con la scuola di musica CEM di Albignasego. Mentre per le vie, per la via principale, soprattutto via Roma, troviamo gli artisti di strada. Troviamo il Mimo con Dario Zizza, troviamo la compagnia dei Giullari. Compagnia si chiama Serenissimi Giullari con le bolle di sapone giganti. E poi troviamo i nostri amici Zampognari del Friuli e poi 2 artisti di strada con i 4 elementi. Quindi domani pomeriggio ci ritroviamo proprio in questa via principale. Ma te la fai grande per niente, ma dai, non disturbo mai io lui. Attività anche nuove. No, sto con te, no, sto per parlare con lui. Però vi ricordo che la via sarà invece fa con me, basta. da dove Perché devo pescare sì, alle 9 alle sì, dai. Ci siamo? Da Barizon, Un bel sorriso. Io devo andare al sindaco Barizon, sì, come si comporta il signore qua. Ma non rompo mai Sono scatto pronti, hanno la birra secondo me. Guarda che vivo dritto, Abbiamo io detto, italiane. Grazia, ci può mancare belle parole, io tutto, non ti ho detto queste parole qua. come la pubblicità, sai, Sì, ma ma non la Ma birra. educazione. però hanno lo spritz con la zecca loro, Vorrei un pochino assaggiarlo, E lui visto che alla fine Dico bene dopo. io faccio un lavoro, te lo fai, ma va. magari Lo dico io, riesco sì. anch'io a Così cantare. fai sì, la riesco anch'io a tirolese. cantare. Sì, la tirolese poi. Esatto. Sì. Ok, allora ecco che rientrano con questi strumenti che abbiamo avuto l'opportunità così velocissimamente prima un po' di conoscerli, perché hanno quegli cornamuse veramente una più bella dell'altra, che hanno una storia. Ogni strumento di quel tipo ha una storia che viene usato in tutte le regioni italiane, in particolare soprattutto per quanto riguarda i cornamuse, provengono da artisti che li creano dal nulla del centro Italia soprattutto, e qui abbiamo l'opportunità di sentirle in azione questa sera. Siamo pronti? Siamo pronti? E dopo che invece ancora di altra roba di sola.
musica popolare. Sì, anche Marino. Anche Marino. E adesso siamo pronti per vedere in azione il prossimo maestro pizzaiolo. Vediamo. Si hanno sparecchiato, è libero, possono partire. Victory di Via Roma in gara. Dove si va? Dove si va? Qui ad Albignasego a Magnà. Sì, adesso però c'è il Victory che è già partito. Tanto queste prelibatezze i nostri giudici fanno tutte. Beh, le provano, dai, almeno hanno risolto la scena. E vai! Sono tutte invoglianti. Dei nostri campioni, che è la squadra nazionale italiana acrobati pizzaioli. Pensate che il presidente Danilo Pagano è campione del mondo per 3 volte, pertanto rimanete qui con noi perché ci faranno anche delle sorprese inaspettate i nostri campioni della nazionale acrobati pizzaioli. Nazionale italiana, ragazzi, tutto made in Italy. Ricordiamo che questa serata innanzitutto entra nel contesto di circa 9 o 10 giorni di festa, perché i sapori di primavera 2015 qui ad Albignasego durano già dal 9 di maggio e terminano domani sera con questo grande Luna Park alle nostre spalle in piazza del Donatore, in piazza De Gasperi. Nuove sono le attrazioni per rendere ancora più entusiasmante e calda l'atmosfera di festa per grandi e piccini. Ringraziamo la protezione civile, ringraziamo l'Antico Boschi, ringraziamo tutti coloro che ci hanno supportato in queste giornate, serate e anche pomeriggi in allegria. Grazie quindi appunto, grazie al nostro sindaco, grazie al comune di Albignasego. Noi per noi 70 grandi dopo naturalmente c'è chi fa detto, non è la grammatica giusta come Sì, ci senti? Ci senti? Senti, questa è bellissima, è il saltavello. Facciamo ponte? Facciamo ponte. per dire come dico. Allora ricordiamo che adesso sono in azione i maestri pizzaioli della Victory via Roma 82. E si è preso posizione grazie al giudice, inflessibile, Hai sentito che giudizi gli ha dato? E ricordiamo che questa è una manifestazione targata Punto A, l'associazione artigiani e commercianti della città di Albignasego. E la pizza è andata in forno. Andate in forno! Vi ricordo, Questa precisione Roberto, forno a legna. forno a legna hanno scelto. Sì. Sì, perché possono scegliere alternativamente di cucinare sia nel forno a legna sia nel forno elettrico.
li tirano dietro, lo so. Nel frattempo ascoltiamo questa musica, eccoli qua, il Non gruppo sembra, ma Comuna. sono una bombustaia. Sei una bombustaia. Non si beh, poi Va bene, anch'io, ma non si vede. Andiamo avanti ragazzi con la vostra musica che ci trattiene in maniera allegra in questa serata dai dolci profumi, particolari profumi della pizza. Claudio, c'è qualcosa che non mi sente. Non ti senti? No, Claudio. Non c'è il ritorno? C'è il ritorno? No, guarda che questa sera questa qui tu la fai bere quella cosa, quell'intruglio là e questa sera Così ti canto canta come il te. Tirolese. Ok. Quale fatto? Meglio di no ragazzi, non vado più a casa. Ci vuole il caro attrezzi, la macchina. Allegria! Sapori di primavera! E non finisce qui perché c'è anche domani, Però siamo curiosi di sapere se Lotto Pizzerie è la vincitrice. Ma certo, ma sono tutti vincitori. Però sono tutti bravi. Sono tutti bravi. Vogliamo dire questo, tutti meritato un applauso, però al Vignasero no. Stacca. Non lo sentiamo tanto l'applauso qui ad Vignasero. Come mai? Come mai? Beh, questa sera è l'università. L'applauso ragazzi, forza! Siamo vivi, siamo qua! Forza Victory! Le pizze più buone che troviamo ad Vignasero! E questi 8 maestri pizzaioli. Lo so, sabato scorso eravamo vestiti da Cupido e Cupida al carnevale in notturna di Albignasero. Questa sera, Roberto, sei molto angelico, anche stasera. Angelico. Sì, sei ancora molto angelico. Non ho ancora mangiato. No, gli gnocchi col pomodoro. Buono. Era buono, era buono. E Victory ha sfornato la pizza. Victory hanno sfornato, sai Roberto? Ok, allora siamo pronti per assaggiare la pizza di Victory. Questa è la sesta pizzeria, ne mancano due. Guarda la particolarità, non so cosa sta mettendo, sta mettendo dei componenti particolari per dare più gusto, più particolarità, la sta dipingendo. D'altro canto sono tutti degli artisti. Sono degli artisti questi nostri 8 pizzaioli maestri della pizza, però abbiamo anche dei campioni che stanno parlando con Roberto. Abbiamo i nostri campioni proprio della nazionale, dillo te Roby, se no parlo sempre io. Ma parli sempre te, della nazionale Nazionale italiana, cronaci. pizzaioli. Esatto. Che ci rappresentano al mondo, che avremo l'occasione di vedere live a Milano all'interno della giornata dedicata alla pizza all'Expo. Esatto, con Ballando con le stelle. Esatto. Bravo! Diamo un applauso a Victory nel frattempo, amici di Vignasego. Ha concluso Victory. Ha concluso Victory. Aspettiamo Victory. adesso velocemente il peperoncino dispettoso. Ok, allora si prepari il peperoncino dispettoso con tutti i suoi ingredienti per entrare in gara. Naturalmente prima devono pulire, Sì, adesso puliscono e poi parte la pizzeria peperoncino dispettoso. La troviamo in via Tito Livio al civico 8. E naturalmente cose buonissime, guardate. Scusate le spalle ragazzi.
l'area pizze. E come noti Roberto sono vestiti di rosso. Come siete peperoncino rosso? Peperoncino Tutto. Comunque questa sera si sta bene, si sta al caldo, ieri sera avevamo il cappotto. fa caldissimo stasera. O sono io emozionata? No, fa caldo, te lo dico io. Cule pippe de saquet. Hey! Viva lo spritz! Cule pippe de saquet. Hey! Cule pippe de saquet. Che sempre culitava. Cule pippe de saquet. Che sempre culitava. Io spircio. Virgio. Ingredienti freschi L'ha detto prima in presentazione, sono importanti. importantissimi, guarda i giurati come si stanno pappando tutte queste bellissime pizze. E benissimo, con questa musica mangiano molto meglio i giurati, loro se la stanno gustando queste varie pizze che vengono presentate. Ce la facciamo ancora ragazzi? Andiamo avanti, un altro taillou de da bere, dov'è Marino? Hanno sete gli orchestrali lì, Gli orchestrali stanno soffrendo. Solo birra perché poi sei Eccola, senti questa tradizionale. Secondo me Sergio sta suonando la caramella. Sì. La caramella. E domani passerete tutto il pomeriggio con Grazia, Domani sarà qui tutto il pomeriggio con voi. Ovviamente ogni pizzeria ha un tempo. Ha un tempo di Produzione, pertanto stiamo vedendo che stanno passando con la farina, stanno preparando. stanno preparando questa pizza che sicuramente sarà succulente. Pomodoro, il nostro staff di fotografi, Immortalare, siamo tutti vips. certo. I nostri artisti, eccoli qua. Troviamo peperoncino dispettoso in via Tito Livio e Civico Cocco. Concentrazione massima. Strumenti antichi, hai visto? Un cucchiaio. Aggiunta di pomodorini. Che fame ragazzi. Poi ci sono le stelle. Sì, hanno chiamato benissimo il food. Frutta di mozzarella a pezzettoni. Pezzettoni, aspetta, guarda che sta mettendo un intruglio particolare. Peperoncino, no? Potrebbe. Cos'è peperoncino quello? È una salsina. È una salsina Con d'aglio. aglio Aglio e prezzemolo. olio per amalgamare.
chiamato i soccorsi. E Vi informiamo che abbiamo chiamato i soccorsi. Evviva sposi, evviva! Evviva il Pignasego, ragazzi! Allora, Ignazio! allora abbiamo chiesto così che gli orchestrali hanno bisogno di buon liquido per carburazione, per evitare l'inghippo. Anche il fotografo deve essere carburato. Attenzione. Infornato. Peperoncino dispettoso ha infornato. Intanto nel Forno elettrico hanno scelto loro. Allora Peperoncino dispettoso ha scelto il forno elettrico. Adesso vediamo cosa uscirà. Comunque hai visto che i componenti che hanno messo all'interno un po' quintruglio un po' strano, naturalmente è dovuto solo alla loro però come dicevano, esatto, se il pomodoro è buono, fresco, fatto bene, vedrai che la pizza è stupenda. Già dalla margherita si sente subito se una pizza gustosa. Cosa al primo posto. Allora ricordo che dopo questa canzone, questa musica particolare del gruppo friulano, entreranno in pista per il secondo spettacolo la nazionale italiana acrobati pizzaioli. Allora cominciamo così a posizionarci perché effettivamente ci lasceranno di stucco. E li ringraziamo, li facciamo riposare giustamente, così potete ricarburarvi. E adesso diamo lo spazio, come abbiamo detto precedentemente, al secondo spettacolo per quanto riguarda la presenza della nazionale italiana acrobati pizzaioli. Naturalmente li hanno raggiunti un quarto componente, per cui abbiamo aumentato adesso la capacità di far girare queste bellissime pizze. E allora ragazzi, conosciamo questi campioni del mondo, venite pure avanti perché lo spettacolo veramente è da riprendere, quindi foto, video.